sempre insieme per l'eternità, sempre insieme per l'eternità. Alleluia. 507. Oh Signor, tu mi salvasti, oh mio Signor, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copriste col tuo sangue, mi riempiste della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Oh Signor, tu mi salvasti, oh mio Signor, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copriste col tuo sangue, mi riempiste della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Eu não sei qual. Tem um outro lá, tá? Cantiamo un altro inno di lode, amen? Amen. 26 del inno di lode. Tutti? 26. Viva Cristo, eterna mia ricchezza, rupe scudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera e mana, verità perfetta. Son sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte,
mio tesoro, vita dopo morte, mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli onoro benedetto, il suo bene mi sostenne nella lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in cui vivo e vivono tutti quanti, gli eletti e benedetti dall'eterno suo Evangelo. Amém? Invito la Priscilla per fare una preghiera, un'altra preghiera. Amém? Saluta tutti con la pace del Signore. Saluta tutti con la pace del Signore. Gloria a Dio. Siamo nella presenza del Signore e questo è un motivo di gioia. Io vi invito a mettersi in piedi. Facciamo un clamore per le famiglie, per le basi missionarie, per la nostra missione, ma anche per le missioni sparse nel mondo. Preghiamo al Signore per i governi, per quelli che fanno capo governo del mondo, dei paesi. Preghiamo per i nostri fratelli che ora subiscono tante cose difficili. Preghiamo per la Venezuela, preghiamo per i fratelli perseguitati, preghiamo per il mondo. Amen. Possiamo clamare insieme. Facciamo questo clamore, facciamo questa preghiera ad alta voce, proprio per dire Signore, proprio come un segno di umiliazione, proprio come un segno di voler attirare l'attenzione del Signore su di noi, sulla nostra preghiera e su quelli che hanno bisogno. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, Dio grande e potente, Dio, Signore, Re di tutte le cose, Signore, noi ti lodiamo, noi ti ringraziamo, Signore, perché prima cosa perché siamo qui nella tua presenza, perché siamo nella tua casa, perché nella tua casa, Signore, ha abbondanza di gioia. Ti lodiamo, Signore, per il privilegio, per l'opportunità che tu ci dai di essere qui. Ti lodiamo, Signore, perché noi possiamo pregare a te, noi possiamo parlare con te e non abbiamo bisogno di mediatori, non abbiamo bisogno di un altro che interceda per noi se non il tuo Spirito Santo. Ma oggi possiamo, Signore, parlare, noi possiamo, Signore, clamarti. Signore, noi vogliamo, Padre, attirare la tua attenzione su di noi, sulla nostra preghiera, perché vogliamo presentarti, Signore, alleluia, ogni famiglia, vogliamo presentarti, Signore, ogni casa, vogliamo presentarti ogni missionario, Signore, sia della Shadamiti, sia, Signore, quelli anonimi che sono sparsi per il mondo. Signore, noi vogliamo presentarti, Signore, alleluia, i missionari perseguitati, Signore, vogliamo presentare quelli che sono sotto la minaccia, vogliamo presentare quello, Signore, che stanno svolgendo la tua opera sotto una difficoltà grande, ma anche così, Signore, non mollano davanti alle sfide. Signore, noi vogliamo presentarti i missionari, la Chiesa, i fratelli, le tue creature, Signore, che sono lì in quello paese della Venezuela. Oh, Signore, noi vogliamo presentarti, Signore, quelle persone, che su di loro possa esserci la pace, ma più della pace che il mondo può dare, più della pace che Trump può offrire, è la tua pace, Signore, e vogliamo chiedere la tua pace su quelle persone. Oh, Signore, non c'è principe di pace, tu sei l'unico capace di dare la vera pace, Signore. Il governo passa, le cose passano, tutto nel mondo passa, ma la tua parola è l'unica che rimane in eterno. Quindi vogliamo chiederti, Signore, che nelle situazioni di caos che ci troviamo, il mondo ogni giorno gira capovolto, ogni giorno è peggio e sappiamo che le cose non miglioreranno, ma ti chiediamo la tua grazia su di noi, chiediamo, Signore, la tua pace su di noi, quella pace che possiamo
avere anche in mezzo alle guerre. Signore, noi vogliamo che la tua pace regni su di noi, nel nostro cuore, che tu possa levare, Signore, dai cuori delle persone le ansietà, la paura, Signore, il dubbio del domani, perché la tua parola, Signore, dice qual è il nostro domani. Il nostro domani sarà con te, il nostro domani sarà a regnare con te, il nostro domani sarà in cielo, nel nuovo cielo, nella nuova terra. Il nostro domani, Signore, tu servirai a noi, Signore. Noi oggi ci ricorderemo della Santa Scena, del tuo sacrificio. Oh, Signore, ma un giorno saremo nel cielo serviti da te, Signore. Noi vogliamo ringraziarti per questa promessa. Noi vogliamo lodarti per questa sicurezza, perché quando nel mondo tutto è insicuro, quando nel mondo, Signore, tutto è dubitoso, la tua parola è certa, la tua parola è sicura, la tua parola è efficace. Oh, Signore, noi vogliamo chiederti che ogni persona, Signore, possa avere questa parola come un scudo, Padre, che ogni persona possa avere questa parola come la roccia in cui noi siamo sicuri, che tutti possano avere questa parola come un rifugio nei giorni di difficoltà. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù, Signore, che tu possa estendere le tue mani sui paesi in difficoltà, sui paesi di guerra, sulle persone che soffrono, Signore, il lutto, sulle persone che soffrono la perdita di tutto quello che hanno costruito. Io ti chiedo, Signore, che la speranza possa arrivare nel nostro cuore, il ricordo, Signore, di che loro hanno una casa, che niente può buttare giù quella casa, niente può levare quella casa che abbiamo preparata da te, niente ci può rubare quello tesoro che abbiamo in te, Signore. Alleluia, che noi possiamo capire con tutte queste cose che il primo posto dobbiamo cercare il tuo regno, che il primo posto, Signore, la prima cosa che dobbiamo fare è accumulare tesoro nel cielo. Alleluia, che noi possiamo cercare di accumulare, Signore, tante pietre preziose per la nostra corona, perché è quella che non passerà. Signore, io ti chiedo che noi possiamo ogni giorno di più, Signore, capire che niente vale la pena come essere ai tuoi piedi, Signore. Niente è più importante di che essere ai tuoi piedi, Signore. Io ti chiedo che possiamo capire, che possiamo davvero capire come Maria ha capito, Signore, che non c'è una cosa più importante che essere arreso ai tuoi piedi. Io ti chiedo nel nome di Gesù, Padre, ricevi la nostra preghiera, esaudisci la nostra preghiera, sì, Signore, anche se siamo peccatori, sappiamo, Signore, che siamo un vaso di barro, un vaso di argilla, Signore, che abbiamo dentro di noi una cosa molto preziosa. Oh, Signore, io ti chiedo, nonostante capiamo la nostra debolezza e la nostra fragilità, noi sappiamo che abbiamo un Dio grande che può tutte le cose, Signore. Io ti ringrazio perché sei grande, perché lavori per quelli che aspettano in te. Oh, Signore, perché esaudisci la preghiera di un giusto. Oh, Signore, noi ti lodiamo perché la tua parola dice che tu ti alzi, la tua mano si muove. Oh, Signore, il tuo cuore è aperto a ricevere la preghiera dei tuoi figli, Signore. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo per ogni cosa. Amen. Potete sedere, amém? Io volevo lasciare un versito per la Chiesa, una meditazione, e dopo questo passerò la parola ai pastori, amém? Volevo leggere Matteo 14, dai 22 fino ai 23, va bene? Apriamo le nostre Bibbie. Tutti hanno trovato Matteo 22 fino a... Amém? Subito dopo, Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca
e prescenderlo sulla alta riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, sale sul monte in disparte a pregare, e venuta la sera rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molto estati lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era al contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare, e i discepoli, vendolo camminare sul mare, si disturbarono e disseram: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò a loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pedro gli rispose: Signore, se sei tu, comanda-me di venire da te sull'acqua. E disse: vieni. E Pedro è sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando a affondare, gridò: Signore, salva-me. E subito Gesù stese la mano e lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Amém? Qua Pietro, quando leggiamo questa parola, no? Sembra che Pietro non abbia avuto la fede, no? Perché lui ha cominciato a scendere sull'acqua. Ma subito dopo lui gridò a Gesù e Gesù ha dato la mano e si è fatto salire. Ma lui, secondo me, lui ha avuto più fede degli altri, no? Perché quando ha visto Gesù ha detto: Gesù, sei tu? E Gesù: sì. Allora, se sei tu, mi fai camminare sopra l'acqua. E lui si è uscito dalla barca, ha cominciato a camminare verso Gesù. Ma in mezzo lì, entre la barca e Gesù, lui ha visto la tempesta, si è avuto un po' di paura, ha avuto un po' di dubbio e cominciato a affondare, no? Ma lui subito si è preso la fede un'altra volta e ha gridato: Gesù! E Gesù è venuto e ha dato la mano a lui e si è fatto salire. Amém? In questi anni, fratello, che è inizio dell'anno, no? Che possiamo avere fede più in Gesù. E anche se in mezzo lì abbiamo i dubbi, che preghiamo a Dio e chiediamo: Gesù, abbia pietà, dammi la sua mano, e lui riasserà noi. Amém? E questa è la parola che volevo lasciare, Chiesa. Amém? Pastor? Imploriamo te, o Salvatore, il tuo potere, il tuo potere, il tuo potere. Rinnovaci con il tuo amore, il tuo potere, il tuo potere, il tuo potere. Promessa del Padre, scendi già, dacci forza e santo valor. Dal cielo la grazia scenderà, con poter, con poter, con poter. Amen. Pace a tutti. Pace a tutti. Non ci credo. Coraggio, avanti. Pace a tutti. Mettiamoci in piedi, fratelli. Facciamo una preghiera. È nato Gael, il figlio di Erwin e Caterine, ieri a Empoli. Mi hanno telefonato, abbiamo fatto una videochiamata, ho visto il bello cicciotto meraviglioso Gael che è lì ancora, e continuiamo in preghiera per la Caterina che ha fatto, per la gloria di Dio, un buon parto, e Gael anche si trova bene,
e speriamo che loro escono sia oggi o domani, ma gloria a Dio per questo questa nuova pecorella nel gregge del Signore. Amen. Felice di vedere Aurora ripresa, gloria a Dio. Eravamo in preghiera per lei, per la sua salute, e continuiamo in preghiera per Anthony, che il Signore possa completare l'opera che ha iniziato. Abbiamo ricevuto già una porzione stamattina, che il Signore è pronto per alzarci, pronto per venire al nostro incontro. E l'inizio dell'anno è molto complicato perché noi siamo presi da diverse sensazioni, sentimenti, sia di coraggio che di mancanza di coraggio, di paura, di incertezze, di tante cose, e diciamo: Signore, come sarà? Come sarà? Ma io mi ricordo che quando ero giovane, ragazzo, nella casa del Signore cantavo: il mio domani appartiene a te, Signore. Come sarà non lo so, ma so che sarà sublime perché tu sei già lì. E Lui è già nel nostro domani. Lui, prima che noi entrassimo nel 2026, Lui è già entrato. Lui era già nel 2026, perché il Signore cammina sulla linea del tempo e lavora nei tempi, che possiamo mettere tutte le nostre ansietà, inquietudini, e che la nostra priorità sia il versetto di Matteo 6,33: cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e altre cose vi saranno sopraggiunte. Tutto quanto abbiamo bisogno sarà sopraggiunto se noi cerchiamo con priorità il regno di Dio, non per necessità, ma con priorità. Amen? Perché quando noi chiamiamo con necessità, noi facciamo come quel cieco Bartimeu: Gesù, figlio di Davide. Ossia, lui ha chiamato per necessità, ma chiamava dicendo figlio di Davide, ma non sapeva lui che era il figlio del Dio Altissimo. Se lui lo chiamasse con priorità, sapeva bene chi era che passava lì. Alleluia. Quindi che noi possiamo chiamare Gesù oggi con priorità, come Pietro: Maestro, aiutami, e il Signore era lì pronto a alzarlo e lo ha messo in piedi, lo ha portato nella sua presenza. Continuiamo in preghiera perché il Signore continui a operare nella vita di ognuno di noi durante questo anno. Sono felice di vedere Christian servendo il Signore con la sua famiglia, e gloria a Dio perché è il Signore che opera, che fa, e sono sicuro che colui che ha iniziato la buona opera in noi porterà al compimento, alla conclusione. E sa quando sarà la conclusione? Quando Lui ritornerà e noi lo ascolteremo, che chiamerà i nostri nomi. Tuo nome è là? Tuo nome è scritto là? Se tuo nome è già scritto là, noi dobbiamo stare tranquilli, perché quando Lui tornerà ci chiamerà e noi ascolteremo la sua chiamata e saremo portati. Non andremo, saremo portati, ma mentre siamo qua camminiamo verso Lui. Gloria al Signore. Preghiamo in questo momento per tutta la missione, per questa richiesta di preghiera, per la famiglia di Caterine che hanno ricevuto già Gael, perché il Signore continua a benedire loro, e pregando anche per Anthony, perché il Signore possa completare l'opera che ha iniziato nella sua vita e restaurare completamente la sua salute. Preghiamo per la sorella Esmeralda, che non sta tanto bene, perché anche il Signore possa restaurare la sua salute. Amen. Preghiamo per la sorella Arthur, che è nostra anziana, che purtroppo non può più venire,
ma è lì in quella casa d'accoglienza e questa settimana noi faremo una visita, porteremo a lei la Santa Cena e saremo lì insieme con lei a condividere un brano della parola di Dio, un momento insieme e lodare il Signore insieme. Amen? Glória al Signore. Chi ha più bisogno di preghiera? Io e la mia casa. Anche tu? Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti per la tua bontà, per la tua fedeltà. Signore, sei tu che dai forza ai deboli, che rialzi i caduti, che fa, Signore, la sterile essere mamma di figli. Signore, tu sei grande per operare, per fare, tu sei grande di qualsiasi modo. Se tu fai, tu sei grande, se tu non lo fai, tu sei grande, perché tu sei il Signore dei cieli e il Signore della terra. Signore, tu comandi negli alti cieli e tu comandi anche nella bassa terra. Signore, nell'abisso tu sei anche lì. Alleluia. E la tua parola dice: beato l'uomo che pone la sua fiducia in Dio, nel Dio eterno, nel Signore, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth, Jeová Nissi. Tu sei la nostra bandiera, tu sei il Signore delle nostre vite. Padre, ti ringrazio per la salvezza della nostra anima, per il perdono dei nostri peccati. Ti ringrazio per tutto ciò che tu hai fatto nella nostra vita. Ti chiedo, Signore, che tu possa lavorare tramite il tuo Spirito Santo in ognuno di noi, dandoci, Signore, sia la grazia, come anche, Signore, la forza per avere la priorità, Signore, la priorità che è il tuo regno, è cercare la tua volontà, è camminare verso di te, perché sappiamo, Signore, che senza te non possiamo far nulla, che tu sia il centro, il conduttore della nostra vita, che tu sia la guida dei nostri passi, che tu sia il Signore della nostra casa, che tu sia, Signore, il comandante generale, Signore, di questo esercito, che tu sia il pastore di questa chiesa, della nostra vita, della nostra famiglia. Signore, ti prego per quelli che si trovano, Signore, malati, quelli che sono in ospedale come Anthony, Signore, che tu possa, Signore, concludere, completare l'opera che ha iniziato in lui, portando, Signore, la completa guarigione, Signore, perché lui possa tornare e essere con noi, Signore, e godere della tua presenza insieme ai fratelli, che possa crescere insieme a altri bambini e che il tuo nome sia glorificato nella sua vita, che i genitori, Signore, possano rendersi conto del miracolo che portano e che devono fare crescere, Signore, che ogni genitore possa capire la responsabilità di essere genitori, perché non è solo di dare da mangiare, di pagare qualcosa o di dare, Signore, una casa, un posto letto. Non è così, Signore, è molto di più. La responsabilità è molto di più, perché la tua parola dice: insegna, 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 insegna. È la tua parola che ci comanda ad insegnare il bambino la via, la vera via, Signore. E se noi non viviamo su questa via, come possiamo insegnarla? Se noi non siamo esempi, come possiamo condividerla? Se noi, Signore, non viviamo il vero Vangelo, come possiamo annunziarlo, predicarlo? Signore, la testimonianza è la più grande predica che possiamo portare. Oh Padre, ti prego che in ognuno di noi tuo Spirito Santo possa operare, perché possiamo essere lettere aperte tue al mondo, che possiamo essere lettere che il mondo possa leggere le tue parole in noi, Signore, nel nostro quotidiano, nell'alzare, nello sdraiare, quando entriamo, quando usciamo, quando apriamo e chiudiamo la bocca, in ogni azione nostra, che il mondo possa vederti. Ti prego di preservare la tua chiesa, il tuo popolo. Signore, ti prego per la sorella Arthur, per la sorella Esmeralda,
infermità. Signore, che tu possa aiutarle in questa situazione, in questo momento di infermità, assistere ognuno di loro, Signore, che loro possano, Signore, essere guarite nel tuo nome, perché la tua parola dice che tu hai portato su di te tutte le nostre infermità e tu hai potenza per guarire. Se tu vuoi, guarisci adesso, immediatamente, soffia l'infermità. Signore, ti prego, Signore, per la vita di Neuma, restaura la sua salute. Signore, ti prego, dai gloria al tuo nome, Gesù. Tu stesso dai gloria al tuo nome, operando nelle nostre vite, perché anche noi, Signore, glorifichiamo il tuo nome e tutto ciò che è in noi glorifica il tuo nome. Continua, Signore, nel controllo di ogni cosa. Ricevi anche la nostra offerta, le decime, Signore, le sante decime, perché sono separate, consacrate a te, Signore. Che noi possiamo essere fedeli nel poco, perché tu hai fatto una promessa che se saremo fedeli nel poco, tu ci metterai nel monte. Signore, tu ci colmerai di bene e la tua parola dice che mangeremo il meglio di questa terra e per fine la vita eterna. Signore, ti prego, continua ad operare in mezzo a noi e per la tua gloria, nel nome santo di Gesù nostro Signore. Amen e amen. Gloria a Dio. Fratelli, in questo momento accomodatevi, facciamo la raccolta delle decime, delle offerte, e che possiamo con fedeltà servire al Signore, consegnando a Lui la parte che il Signore ci ha detto di fare con gioia, ma sapendo che Lui riceve un'offerta che esce dal cuore, non l'offerta che molte volte è fatta per fare, o perché è fatta per pena, o non lo so, ognuno sa come la fai. Facciamo, fratelli, con gioia. La parola ci insegna a fare con gioia. Amen? Gloria al Signore. Abbiamo pregato, ora lodiamo al Signore. Mentre offriamo, vorrei invitare la missionaria Priscilla per lodare insieme alla Chiesa, e lei farà 2 cantici, uno noi offriremo, un altro noi loderemo anche insieme, e dopo i bambini vanno alla classe felice. Vorrei già dire ai fratelli genitori che io vorrei avvertire ai genitori che c'è una responsabilità molto grande verso di voi, sopra di voi, perché un bambino non è solo un bambino, non è la gioia di avere solo un bambino, no, un bambino è una benedizione di Dio, un figlio è benedizione di Dio, la parola dice che è eredità di Dio. Un'eredità è qualcosa che uno ha lavorato, sì o no? Quando uno lascia un'eredità ai suoi figli, è di ciò che ha lavorato tutta la vita, sì o no? Pensate che il Signore paragona i figli come una eredità. Ossia, per il Signore i vostri figli sono preziosi o no? E ci sono catene che girano di generazione in generazione e non si rompono. Perché non si rompono? Non è perché la persona non vuole, perché quella famiglia bisogna incontrare davvero Gesù. Quando quella donna che aveva un flusso di sangue e soffriva con quel flusso di sangue già da 12 anni, la parola dice che è cessata la sua infermità quando lei ha toccato in Gesù. Quando si ha veramente un incontro con Cristo, cessa, rompe, è disfatta
la maledizione. Ma noi abbiamo bisogno come genitori di trattare questa eredità con non solo responsabilità, ma perché essere responsabile è molto importante e ci vuole, ma con gratitudine. Ana piangeva, voleva un figlio, sì o no? E il Signore ha fatto la storia di essere mamma di figli, non di un figlio solo. E quei figli per lei erano preziosi, perché non solo per la legge dava a lei onore, perché gli uomini considerano, ma Dio onora. Io posso considerare, e posso anche usare la parola onore come considerazione, ma non è così. La considerazione è una cosa, è limitata a noi, ma onore è Dio che onora. E Dio vuole onorarti, vuole onorarci, vuole onorare la tua casa. Chi piace essere onorato? È bello o no essere onorato? È piacevole o no? Chi è che fa l'uomo essere vaso di onore o di disonore? È il Signore, ma ciò che porta quest'uomo a essere di onore o di disonore sono le sue scelte. E la parola dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Fratelli, trattate i vostri figli con considerazione, responsabilità e gratitudine, e Dio onorerà. E il bambino non sarà solo grande fra gli uomini, ma anche davanti a Dio. Perché di che vale essere grandi? Quanti profani grandi ci sono nel mondo, occupando posti di evidenza nel mondo? Quanti? Tantissimi, vero o no? Ma Dio vuole onorare la tua casa, onorare la tua famiglia. E io prego che questi bambini crescano, perché gli ospedali hanno bisogno di medici credenti, fedeli al Signore. I tribunali hanno bisogno di avvocati, giudici, promotori, procuratori che siano fedeli al Signore. Le forze armate hanno bisogno di uomini e donne di Dio. E noi, se consideriamo, riconosciamo e siamo grati, Dio onorerà. Come vedo in Brasile, nella nostra chiesa, qui ho vissuto poco tempo, ma vedo quelle donne che hanno onorato Dio, hanno servito il Signore, hanno portato i figli. C'era una che diceva: tu vai in chiesa anche se tu non vuoi. E il figlio è cresciuto nella chiesa, è andato in chiesa, ha imparato la parola, e oggi ringrazia il Signore, è un grande nelle forze armate militari, e lei ha cresciuto lavando vestiti, ha cresciuto lavando vestiti degli altri e stirando vestiti. Ma oggi lei non è una grande nel servizio militare, ma suo figlio è, e è un uomo di Dio. E ringrazia pubblicamente alla mamma dicendo: io ringrazio la mia mamma che non ha mollato di portarmi alla presenza del Signore, di insegnarmi la parola del Signore. E lui dice: ogni volta che io facevo una ribellione, lei mi portava a leggere la parola e diceva: leggi qua, vedi che Dio dice su questo. Allora scrivi. E quel ragazzo aveva un libro, un quaderno, che doveva scrivere i testi
che ha sbagliato, del suo errore, e lì doveva scrivere. Non era punizione, era correzione, perché punizione è un conto e correzione è un altro, è vero o no? E la Bibbia dice che Dio corregge tutti quanti ama. Se tu ami i tuoi figli, correggi nella parola di Dio, con la parola di Dio, e fagli crescere nella presenza di Dio. Amen? Gloria al Signore. Lodiamo al Signore e offriamo con gioia nella presenza del Signore. Saluto a tutti con la pace del Signore. Di nuovo. Lodiamo al Signore Gesù. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. 1000 ragioni ancora troverò. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo. Invita la tua anima a lodare, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni, per l'eternità. Tutti insieme? Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò,
sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Alleluia, gloria a Gesù. Noi viviamo una vita di adorazione, ma questa vita di adorazione non finirà qui, sarà eterna. Alleluia. Alleluia. Ti ringraziamo, Gesù. Ti ringraziamo per la croce e per il tuo sacrificio. Ti lodiamo, Signore, per la salvezza e per il perdono dei peccati. Alleluia. Ti lodiamo, Signore. Su ogni potenza, su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza, su ogni via dell'uomo. Regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro, posto sia colui che degno è. Ei morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrificò, una rosa calpestata fu. Morì Gesù con gran dolore, pensando a me. Alleluia. Ti lodiamo, Gesù. Su ogni potenza, su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza, su ogni via dell'uomo, regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro, posto sia colui che degno è. Ei morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrificò, una rosa calpestata fu. Morì Gesù con gran dolore, pensando a me. Ei morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrificò, una rosa calpestata fu. Morì Gesù con gran dolore, pensando a me. Una rosa calpestata
con grande dolor, pensando a te. Alleluia. Lode il tuo nome, Gesù. Glória a Dio. I bambini per la classe felice. Gloria a Dio. Ecco Adrian, oggi è molto felice perché non è solo con la mamma, c'è anche il papà. Amen. Siamo felici con questa famiglia, diciamo amen. Che Dio ti benedica, fratello, benvenuto. Sono felice che sei qui con la Paola e per noi è una gioia condividere questo momento in famiglia. Ok? Preghiamo per i bambini e vorrei dopo chiedere agli adulti di arrivare un pochino più avanti così siamo più vicini. Amen? Preghiamo. Signore Gesù, in questo momento vorrei chiederti per questi bambini, anche per quelli che non ci sono, che tu possa, Signore, lavorare nella vita di ogni genitore, che loro possano avere la consapevolezza, Signore, che sono eredità tue e che non possono negligenziare questa eredità, perché tu richiederai, Signore. Padre, ti prego che possano imparare oggi la tua parola. Quando il tema della lezione di questo mese parla, ecco, è tutto nuovo. Signore, che loro possano vedere te in questa novità, perché tu fai tutto nuovo, ma anche noi nuovi, nuove creature in te. Nel nome di Gesù ti prego, benedice loro, la insegnante e tutta la squadra che lavorano per loro, che sia, Signore, benedetta quest'opera per la tua gloria. Amen e amen. Ciao. Io vorrei condividere una parola con voi. Vorrei mandare anche un saluto ai fratelli che ci vedono su YouTube, nostro canale. Se tu non segui ancora il canale di YouTube della nostra Chiesa, seguite, perché avremo e abbiamo già contenuti che sono edificanti, la parola di Dio, studi biblici e tanti altri che possiamo tutti ricevere da parte del Signore. Apriamo la Bibbia e meditiamo sulla parola del Signore. Gloria a Gesù. Gloria al Signore. Apriamo la Bibbia in Atti degli Apostoli, il nostro tema per questo anno, capitolo 16. Dal versetto 6. Dice così la parola. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galácia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paulo ebbe durante la notte una visione. Un macedone
gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuta quella visione, cercamos subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Amen. Questo è il nostro tema per questo anno di missione. La nostra Chiesa è una Chiesa, perché la Chiesa di Gesù è missionaria. È vero? Non la Chiesa di Gesù è missionaria? Perché Gesù ha chiamato tutti a fare missione, a evangelizzare, a portare la parola. E quindi la Chiesa, se è di Cristo e serve a Cristo, è nella sua essenza missionaria. Ma noi, oltre tutto questo, diamo molto enfasi alla missione interna. E come progetto e piano, il Consiglio Direttivo di Shea Damit, insieme all'Assemblea Ministeriale e l'Assemblea Generale, che sono i membri, abbiamo parlato di, in questo anno, seguire convinti della chiamata che il Signore ci ha chiamato per fare. Sabato abbiamo passato tutta una giornata in riunione, il Consiglio Direttivo, parlando dei propositi e di quale direzione Dio ci vuole. E dicevo a loro che durante questi decenni di missione abbiamo lavorato molto, evangelizzando, visitando e facendo tante cose, ma continueremo a fare ciò che stiamo facendo e daremo un plus, diciamo così, faremo qualcosa in più nell'evangelizzazione per i bambini. Quindi quest'anno tutta la Shea Damit avrà uno sguardo più profondo ai bambini, perché noi sappiamo che noi aspettiamo Gesù oggi. La Chiesa di oggi è la Chiesa per loro, e quindi noi come Chiesa vogliamo organizzare meglio questo dipartimento che è l'Arca Kids, che si chiama così, organizzare meglio. La missionaria Priscilla è la direttrice responsabile per tutti questi nuclei, diciamo così, dove si svolge l'attività con i bambini. E durante quest'anno noi avremo altre attività all'interno della Chiesa e anche all'esterno della Chiesa, perché quando noi evangelizziamo un adulto, noi portiamo un adulto a Gesù. Invece, quando noi evangelizziamo un bambino, noi portiamo una famiglia a Gesù. Amen? E Gesù ha detto: lasciate venire a me i fanciulli e non impediteli, perché di coloro è il regno dei cieli. Quindi noi non possiamo impedire, non possiamo essere di impedimento, dobbiamo essere di investimento. E sarà fatto un investimento questo anno nel lavoro con i bambini. Vorrei chiedervi di pregare per questo proposito, nella formazione della leadership, per accogliere i bambini in chiesa, perché la Chiesa è per loro. E molte volte noi siamo molto abituati a riunirci come adulti, perché è più facile, più semplice, ma abbiamo bisogno di avere una Chiesa adeguata a tutti, non che sia adeguata nel senso di adattarsi, di sottomettersi, perché la Chiesa c'è una regola che è la parola di Dio, ma adeguare vuol dire essere accogliente. Amen? E quindi noi ci prepareremo questo anno e lavoreremo per essere ancora più accoglienti a tutti, ma in speciale ai piccolini, ai bambini. Amen? E la Priscilla, insieme alla squadra, avrà un percorso quest'anno di formazione
e tante altre cose importanti per lavorare ancora meglio con loro. Io vorrei fare complimenti ai fratelli e alle sorelle che si disponibilizzano a lavorare con i bambini e che soprattutto non solo disponibilizzano, che amano. Perché un conto è essere disponibile e un altro è amare. Quando noi amiamo facciamo ancora meglio, vero o no? E ho detto che i pastori devono avere almeno 2 incontri con i bambini. In questo anno io devo sostituire le maestre nella stanza almeno 2 volte e invece di essere loro a predicare, insegnare là, devo fare io l'insegnante là, perché a volte noi diciamo è quello che ha la chiamata per i bambini. No, tutti noi dobbiamo avere, tutti noi dobbiamo essere pronti ad insegnare ai bambini la via che loro devono camminare. Amen? E devo cominciare io per essere esempio a voi. E così che in questa squadra della leadership dell'Arca Kids possiamo avere non solo le sorelle, ma anche i fratelli, perché i maschietti hanno bisogno di avere un riferimento anche maschile nella stanza, che anche i maschi sono lì ad insegnare la parola di Dio. Amen? E non solo questo, la Chiesa deve essere accogliente ai bambini e già muovendosi per accogliere quelli che diventeranno adolescenti, perché se non sarà inutile fare un lavoro con i bambini e dopo che cresceranno, che diventeranno adolescenti, non c'è un'attività per loro e quindi loro devono essere seguiti fino alla fine, diventeranno adolescenti, giovani. Quando si sposeranno, allora sono responsabili di se stessi. Amen? E quindi saranno responsabili di fare loro il tragitto, il percorso, la strada, perché sono già grandi. Amen? Gloria a Dio. Pregate per noi, per questa missione, perché siamo piccoli in misura, in risorse, in quantità, ma abbiamo un Dio grande e dei propositi grandi. Mi dispiace per le persone che non ci sono oggi è un giorno di Santa Cena, di Cena del Signore, quando tutti i membri sanno che biblicamente e statutariamente noi dobbiamo essere qua, perché ogni Santa Cena è un'assemblea dove la Chiesa si raduna e si decidono le cose e si fa le cose. E purtroppo le persone non vengono nemmeno giustificano. E non sappiamo se è malato, se è morto. Spero di no, ma che possiamo quest'anno avere non rispetto solo al pastore, ma rispetto alla comunità e al Signore che ci ha chiamato a fare Chiesa. Amen? Gloria a Dio. Rimane questo come un avvertimento in questa assemblea di non mancare la Santa Cena senza giustificazione. Non è giusto mancare mai senza giustificare, perché se io non vengo un giorno, io devo giustificare. Se io non ci fossi oggi, dov'è il pastore? Non si sa. Sarebbe strano questo, no? Sì o no? E quindi, se non c'è un fratello che è diacono, un altro che è ausiliare, un altro che è così, non c'è una giustificazione, come rimaniamo? Speriamo che non ci sia stato un incidente, perché penso che soltanto un incidente che impedisce che una persona non si comunichi, e quindi speriamo di no, perché sarebbe ancora peggio. Ma che Dio ci benedica e che possiamo non sperare di questo nuovo anno, ma sperare di noi buone attitudini per fare questo anno
favorevoli a tutto ciò che il Signore ha preparato per la nostra vita. Gloria a Dio. Quindi, fratelli, qua in questo testo, capitolo 16, troviamo il nostro tema per questo anno: convinzione. Convinto, sicuro. Convinzione parla di sicurezza, certezza. E non abbiamo convinzione se non abbiamo fede. Fede, cos'è fede? La parola di Dio ci parla nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, che fede non è altro che certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questo è fede. E per avere convinzione, per essere convinto, ci vuole fede. E nel testo del capitolo 16 noi troviamo il secondo viaggio missionario di Paolo, quando il primo viaggio lui è stato guidato insieme a Barnaba a trascorrere tutta l'Asia. Come abbiamo letto qua, lui ha trascorso l'Asia e ha impiantato delle chiese in Asia e ha evangelizzato, ha trasmesso il Vangelo a quella gente lì. Nel secondo viaggio missionario è stato un po' diverso dal primo. Perché? Perché nel primo viaggio la parola del Signore dice nel capitolo 13, nel secondo viaggio missionario, la parola dice così: nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti dottori, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico di infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato, imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Giovanni è Marco. Marco, che è l'evangelista che ha scritto il Vangelo di Marco. Questo Giovanni si chiamava Giovanni Marco. Era lo stesso che la chiesa era radunata in preghiera nella casa di Maria, la mamma di Marco. Quindi nel momento che Pietro era in prigione. Quindi era una famiglia che era molto dedicata all'opera del Signore. Era una famiglia consacrata al Signore. E Saulo, che era Paolo, che è diventato Paolo, insieme a Barnaba, sono stati incaricati, perché è necessario fare evidente questo, che loro non sono andati per conto loro. Dietro loro aveva una chiesa, un ministero, un pastore e lo Spirito Santo che ha raccomandato loro a fare ciò che hanno fatto. Ma lo Spirito Santo ha detto di portare chi? Saulo e Barnaba. Non ha detto Giovanni. Comunque, loro hanno visto che Giovanni sarebbe utile e hanno portato con sé Giovanni, che era Giovanni Marco. Loro hanno fatto tutto il viaggio, hanno predicato la parola, però questo Giovanni Marco nel percorso ha causato dei problemi. Non si è comportato bene.
E nel capitolo 16 la parola dice che, o meglio, sì, nel capitolo 16 la parola dice che Paolo ha portato con sé Silla e non più Barnaba. Perché? Perché nel percorso del capitolo 15, nel versetto 36, la parola dice: dopo diversi giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i nostri fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque allora un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Percorse la Siria e la Cilicia, rafforzando le chiese. Vedete qua, una persona ha causato una divisione. Marco, che era con loro, quando hanno raggiunto la Panfilia, lui si è separato. Lui aveva una missione, ma non data dalla Chiesa, ma data da Paolo e Barnaba. E nel percorso Giovanni Marco non ha portato avanti il suo impegno, la sua responsabilità. Lui è stato chiamato da Paolo e da Barnaba perché accompagnasse loro in quel viaggio. È stato un privilegio o no? Un privilegio. Ma nel percorso si è separato da Paolo e Barnaba. Non è rimasto lì. Non ha continuato, non ha compiuto l'impegno che aveva preso. E torno a dire quello che sempre dico: meglio di iniziare è concludere. Ci sono persone che iniziano e altri che iniziano e concludono. E noi abbiamo bisogno di portare avanti questa responsabilità di iniziare e concludere. Iniziare bene e concludere bene, di iniziare lì e concludere lì. Io non so per quale ragione Giovanni Marco si è separato di Paolo e Barnaba. Probabilmente lui aveva le sue ragioni, è vero o no? Probabilmente lui aveva una scusa che gli dava, gli proponeva fare ciò che ha fatto. Perché il percorso non è facile. Entro l'inizio e la fine c'è un percorso. E questo percorso non è facile. Gesù aveva già detto che la strada è stretta e anche la porta. Gesù ci aveva già avvertito su questa strada. Quando ha chiamato i discepoli ha detto:
chi vuole venire dietro me, prenda con sé la sua croce, rinunci a se stesso o rinneghi a se stesso e seguitemi. Ha detto così. Quindi il percorso, c'è una croce da portare, un peso, e la responsabilità è quella di non iniziare, perché quando noi iniziamo con forza, con desiderio, con volontà, con tanti piani, con tanti progetti, con tante cose, pensieri. Quest'anno farò così, quest'anno farò cosà, perché quest'anno ho bisogno di questo, quest'anno devo arrivare a questo, devo conquistare questo. E la strada, fratelli, è passo a passo. Ci sono persone che si concentrano alla strada, ma Gesù non ci ha insegnato a concentrarsi sulla strada. Gesù ci ha insegnato a concentrarsi sulla fine della strada. Quando noi leggiamo le sue lettere alle chiese di Asia, dell'Asia Minore, che sono stati quelli che Paolo ha fondato, la maggior parte, la Bibbia dice che Gesù riferisce sempre questa parola: a chi vincerà. Capitolo 2 di Apocalisse, la parola dice, nel versetto di numero 7, dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Capitolo 2, versetto 18. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Capitolo 2, versetto io ho detto 11. Ho parlato 18, ma i miei occhi hanno fatto così. 11. Versetto 17. Capitolo 2, versetto 17. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince lo darò da mangiare della manna nascosta e una pietrusca bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Ancora capitolo 2, versetto 26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il Signore dice ancora, capitolo 3 di Apocalisse, versetto 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ancora, capitolo 3 di Apocalisse, versetto 12. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ancora, capitolo 3, versetto 21. Chi vince
lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Qual è il consiglio di Gesù per noi? Guardare la fine, non la strada. Perché Marco si è imbarazzato su metà strada? Sulla metà della strada. Non è imbarazzato che è diventato incinto, come in spagnolo, ma imbarazzato che vuol dire che ha inciampato, ha mollato, si è confuso, ha perso direzionamento, la convinzione, è stato sedotto, non seduto, sedotto, perché ha guardato la strada. E ogni volta che una persona guarda la strada è propizio a mollare, è propizio a inciampare, è propizio a desistere, è propizio a non arrivare alla fine. E Giovanni Marco in quel momento in Panfiglia, non so cosa ha visto lì, non so quale proposta ha ascoltato lì, non so cosa ha visto, cosa ha vissuto, ma in quel momento ha perso il direzionamento. E uno perde il direzionamento quando perde la fede, quando non crede più in ciò che è stato promesso all'inizio. Quando lui è stato chiamato da Paolo e Barnaba per percorrere quel tragitto e fare quel primo viaggio missionario, certamente Paolo e Barnaba li ha avvertito di ciò che dovevano fare. Qual era il suo compito? Qual era la sua missione? È vero che Paolo e Barnaba sono stati incaricati e stati inviati dallo Spirito, ma lui è stato chiamato non da qualsiasi, ma da 2 uomini di Dio per servire. La Bibbia dice che lui è stato chiamato a servire. Nel testo del capitolo 13 abbiamo letto che hanno portato con sé Giovanni come aiutante. Questa parola aiutante vuol dire quell'aiuto efficace, l'accompagna, capito? Quando il Signore ha fatto Eva, ha detto: questa sarà ossa delle tue ossa, carni della tua carne. Per questo si chiamerà donna, che è l'aiuto efficace. La stessa simbologia nella parola greca che Paolo ha usato per nominare, che Luca, scusate, ha usato per nominare Giovanni come aiuto efficace al ministero di Paolo e Barnaba. Lui come aiutante doveva essere come osso delle ossa e carne della carne, perché la Bibbia dice che un regno diviso non sussiste. Una casa con divisione non sussiste. Anzi, genera ancora divisione, perché la parola dice che un abisso chiama un altro abisso. E è successo questo. Barnaba e Paolo, che erano amici, come padre e figlio, si sono separati perché una divisione ha generato altra divisione. Non voglio entrare nel tema che Paolo poteva cedere e essere più flessibile in quel momento e accettare la scelta di Barnaba. Ma consideriamo anche che Paolo ha
considerato nel primo viaggio la scelta di Barnaba, perché era suo cugino, e nel percorso ha avuto una esperienza cattiva. Nel secondo viaggio, invece, Paolo non ha voluto più rischiare di avere un altro momento dove sarebbe abbandonato, perché Paolo e Barnaba sono stati abbandonati da Giovanni. È buono essere abbandonato? Chi piace essere abbandonato? Ma certamente, come ho detto, Giovanni Marco aveva diverse giustificazioni, certamente scuse diverse per dire, io sono rimasto là, io ho preso quella strada per questo. Ma, fratelli, è come se è stato una non considerazione alla missione, un non rispetto alla missione che Dio aveva dato a Paolo e a Barnaba. Paolo segue il secondo viaggio missionario, anche Paolo segue un altro viaggio missionario, ma con compagni diversi. Lui ha preso per sé Sila come aiutante e invece Barnaba ha continuato con Giovanni. La Bibbia non parla molto del viaggio di Barnaba, non parla più. Finisce qua. La storia finisce qua. Di qua, dal capitolo 16 in avanti, parla solo di Paolo, del viaggio di Paolo. Non è perché Luca era amava di più Paolo. No, non è per questo. Non è perché lui ha avuto più informazioni da parte di Paolo di quello che è successo con Paolo. Ma la Bibbia dice che Paolo, quando scrive a Timoteo, dice: portatemi anche Giovanni Marco, che è importante per il mio ministero. Non parla che Giovanni Marco era in missione. Non parla che Giovanni Marco ha fatto non so cosa. Non parla. La storia di Giovanni Marco, del viaggio, si ferma lì. Lui più avanti, ispirato dallo Spirito Santo, scrive il considerato più antico Vangelo, perché i teologi dicono che il Vangelo di Marco è stato il Vangelo più antico, è stato il primo Vangelo a essere scritto, ispirato dallo Spirito Santo. Questo vuol dire che lui si è ripreso. Questo vuol dire che lui si è concentrato. Ma in quel momento lì, no. Io auguro che le persone che cadono siano veramente rialzate. Io spero che le persone che hanno mollato, che hanno desistito, si alzino, siano importanti strumenti nel regno di Dio, perché è la volontà di Dio. Ma noi come servi del Signore non possiamo mettere le mani in ciò che non tocca a noi, perché noi non siamo capaci di cambiare nessuno. E in questi 10 anni di missione ho imparato che la Chiesa segue camminando. La Chiesa non si ferma.
La Chiesa segue avanti. Lo Spirito Santo rialza i caduti. Sì, quelli che cercheranno, quelli che si pentiranno, quelli che si ravvederanno, quelli che cercheranno il Signore con tutto il cuore, lo troverà e sarà raggiunto alla Chiesa. Ma la Chiesa è su un binario che non può fermarsi. Se si ferma, causa un incidente. Glória al Signore. Quando Paulo e Barnaba decidono lì separarsi, è perché la loro opinione divergeva. Lui voleva dare una opportunità a Giovanni Marco, Barnaba. E Paolo invece diceva no, non posso rischiare. Lui ha già avuto la sua opportunità. Ossia, la parte mia ho già fatto. Adesso lui deve fare la sua. Lui deve cercare il Signore. Deve essere adesso lui con il Signore. Molte volte noi vogliamo fare quello che non tocca più a noi fare. Molte volte noi vogliamo fermarci per fare ciò che sia già stato fatto tutta la vita. Chi deve mettersi in piedi, alzarsi, è chi è caduto. Bisogna camminare, seguire, perché nessuno potrà salvare altro. Noi non possiamo salvare noi stessi? È vero o no? Possiamo salvare noi stessi? La Bibbia dice che ognuno renderà conto di sé. Sembra una predica molto egoistica, ma non è, fratelli. Perché mentre tu eri fermo, dove era la Chiesa? Avanti. Camminando. Gli anni che sono rimasto fermo senza conoscere la Chiesa era in movimento, annunciando, parlando, pregando, intercedendo. Non sto dicendo che la Chiesa non pregherà, che la Chiesa non digiunerà, che la Chiesa non visiterà, che la Chiesa non evangelizzerà. No, ma la Chiesa non sarà concentrata a questo. La Chiesa si concentrerà ad arrivare alla fine. Perché se noi guardiamo la strada, noi inciamperemo. Perderemo l'equilibrio. Perché vediamo sulla storia uomini che dicevano di essere di Dio sbagliare, noi vediamo persone forti cadere, crollare, noi vediamo persone che per noi sarebbe il posto della verità, dicendo bugie, e quindi se noi ci concentriamo sulla strada e alla gente della strada, molleremo. Io non so perché ha mollato Giovanni in quel momento, ma ha mollato. E la Bibbia dice: chi è in piedi abbia cura di non cadere. Se noi oggi siamo qua in piedi, seguiamo come Chiesa, avanziamo come Chiesa, convinti, non che Dio ci darà macchina, che Dio ci darà, come vedo le persone che mi fa schifo, che metti la faccia su internet per dire: chiedete a Dio una macchina, che Dio ha tutte le macchine. Chiedete a Dio, vedi, il versetto sulla parola di Dio dice che Lui ha tutte le macchine e usa la parola per incitare, insegnare alle persone a un Vangelo, questo sì, egoista, a un Vangelo dove le ricchezze è il centro di tutto, è sinonimo della benedizione di Dio.
E Dio non ci ha chiamato a essere ricchi, anzi ha detto, un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. Un ricco difficilmente entrerà nel regno del cielo. Ma Dio ci ha chiamato a essere prosperi, e siamo prosperi in Lui. Come Davide ha detto, io sono stato giovane, piccolo, fanciullo, bambino, adesso sono vecchio e non ho mai visto un giusto disamparato, né la sua discendenza mendicare il pane. Perché Gesù ci ha promesso, cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia, e altre cose vi saranno sopraggiunte. E in quel testo lui parla della cura che il Padre ha con gli uccelli, con i gigli, con l'erba del campo, con i fiori, che non hanno anime come noi abbiamo. E nonostante non sono come noi, il Signore ha cura di loro. Immaginate voi, Gesù ha detto, immaginate voi che siete opere delle sue mani. Fratello, sorella, tu sei opera delle mani di Dio. Tu sei la volontà di Dio. La parola dice, prima che io ti formassi nel grembo della tua madre ti ho conosciuto. Tu sei generato tramite l'incontro di un uomo e di una donna, ma entro loro c'era la volontà sovrana di Dio. Noi non siamo nati né fatti per volere e piacere umani, noi siamo tutti volontà di Dio, perché la parola dice che se Lui non volesse, noi non eravamo qui. La parola dice, guai di noi se non fosse il Signore. Concentrati alla fine. Non concentrare il tuo sguardo a chi è antico e non fa come doveva fare. Non concentrare il tuo sguardo a chi doveva fare e non ha fatto come doveva fare. Giovanni doveva fare e non ha fatto. Paolo non ha concentrato. E in quel momento ha deciso, no, io devo seguire. Quando lui sarà pronto, e nel momento che era pronto, Paolo lo ha chiamato, sì o no? E a volte noi vogliamo perdere tempo. Immaginate se Paolo in quel momento rimanesse lì, guarda, in quel litigio. No, è la tua volontà, Barnaba, segui con lui. Ci sono cose che noi oggi dobbiamo liberarci. Ci sono persone che sono entrate nella nostra vita che noi dobbiamo liberarci. Liberarci e dire, io ho bisogno di seguire. Dio ci chiama a seguire. Amen? Dio ci chiama a camminare avanti. Amen? Ecco. E la Bibbia dice che Paolo voleva fare lo stesso tragitto di Barnaba, ma non poteva. E il Signore lo ha impedito. Immaginate Paolo arrivando con Sila e Barnaba arrivando con Giovanni. Che clima, che situazione, vero o no? Eclesiasti 3 dice che c'è tempo per ogni tempo di stare insieme e tempo di allontanarsi, tempo di abbracciare e tempo di non abbracciare. E Paolo ha capito.
però voleva seguire il percorso. E Dio ha dato a Paolo direzionamento. Tu hai scelto seguire e io scelgo ampliare. E quando noi pensiamo che abbiamo avuto danni, Dio amplifica. Quando noi pensiamo che abbiamo perso, decidendo seguire con Gesù, Lui ci sorprende. Queste ore che passiamo qua e che dedichiamo al Signore non è sconsiderata. Non sono sconsiderati. Lui considera ogni sacrificio. E la parola dice che il Signore ha fatto una visione, ha fatto Paolo avere una visione che li direzionava da un'altra parte. E qual era la parte? Paolo era giù in Asia e lo Spirito Santo stava direzionando a lui su, a salire. Lo Spirito Santo ci chiama a salire di livello. Lo Spirito Santo ci chiama ad amplificare, ad ampliare. Lo Spirito Santo ci chiama a andare ancora oltre. Perché le perdite, gli abbandoni e tutto ciò che abbiamo vissuto nel percorso non ci fermeranno, perché noi sappiamo qual è la destinazione e dove dobbiamo arrivare. Seguiamo con Gesù, senza guardare né destra né sinistra. Perché finisco con questo salmo, mettiamoci in piedi, finisco con questo salmo e noi celebriamo la cena del Signore. Salmo 91 dice: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra. Dobbiamo guardare accanto. La Bibbia dice che a fianco quanti? 1000. Alla destra 10.000. Ci saranno persone per terra, sì o no? Ci saranno purtroppo persone per terra, sì o no? Ma se tu ti concentri al Signore alla fine della strada, remahasce dei biafà. Tu vedrai cadere. Dove sono quelli 1000? Non ci sono. C'erano 1000 qua, non ci sono. Lascia stare, continua. Oh, gloria! E quei 10.000 anche non ci sono. Sono caduti, sono per terra. E tu, io sto in piedi. Per quello che vedo, sono in piedi. Continuo. E la freccia, e la peste, e la morte.
e davanti a te vai lo scudo, la fedeltà di Dio come scudo e corazza. Cium, ping, no, non ti colpisce. Chi vince? L'ultima promessa che lui ha fatto: io farò sedere sul mio trono. C'è onore per chi persevererà. Qui considerazione per chi è a fianco. Ah, questo è il mio amico che mi considera tanto. Ma chi ti onorerà davvero è il Signore. Quella tua amica, che è tua amica finché tu dici un no. Che nel primo giorno che tu non avrai disponibilità per servirla, diventa tua nemica. È vero o no? Perché ci sono persone così, che sono amici a loro piacere, alla loro convenienza, ma cadranno. E tu ti concentri al Signore. E se loro vogliono arrivare, concentrisi anche loro al Signore. Che Dio ci aiuti a perseverare per arrivare fino alla fine, convinti, con fede. Alleluia. Matteo capitolo 26, versetto 26, dice il testo della parola di Dio. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per monti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Amen. Preghiamo per i simboli. Vorrei dire alla Chiesa che noi, questi simboli, siano i calici che il pane non cambiano, continuano essendo pane e vino. Però in questo momento, adesso, noi faremo una preghiera consacrando questo pane e questo vino per essere il memoriale del sacrificio del Signore. E noi celebreremo la Pasqua del Signore. Dopo il culto, dopo la cena del Signore, questo continua essendo pane e vino. Adesso, dopo la preghiera, nel momento del culto, dopo la consacrazione, rappresentano, simboleggiano il corpo e il sangue di Cristo. Ma non è come ci hanno insegnato, che lì c'è il Signore. Dove c'è il Signore? Qui, in noi. Il Signore c'è in noi, dentro di noi. Siamo sigillati tramite lo Spirito Santo. Abbiamo ricevuto il sigillo. Amen? Quindi qui è un simbolo e faremo la preghiera consacrando per essere questo simbolo consacrato. Ma Gesù c'è in noi. Come Giovanni ha detto, tutti quanti
hanno creduto sono stati fatti figli di Dio, che hanno ricevuto lo Spirito di Dio, che abita in noi. L'arca dell'alleanza adesso siamo noi. È noi che siamo portatori del patto, perché Lui abita in noi. Amen? Padre, nel nome di Gesù, vogliamo consacrare questi due simboli, il pane e il vino, in questo atto memoriale di celebrazione e comunione della tua Chiesa, quando oggi è il culto più solenne della Chiesa, dove ci raduniamo attorno al tuo tavolo e saremo serviti dal diacono, ma con la speranza che beremo anche noi nuovo con te nel tuo regno, come tu ci hai promesso. In questa preghiera ti prego, Maranatha, ora vieni Signore Gesù, e che mentre siamo qui e celebriamo il tuo memoriale, il tuo sacrificio, noi ricordiamo che tu ci hai amato e ci sei offerto quando eravamo ancora peccatori. E tu ci vedevi già qui. Ti prego, Signore, consacra il pane e il vino, e mentre mangiamo e beviamo, che tuo Spirito Santo possa operare nella nostra vita e che possiamo essere guariti delle nostre infermità e che possiamo essere rinnovati nello Spirito. Che questa scena sia il rinnovamento, il rinforzo di ogni credente, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Io romperò il pane e i fratelli che sono battezzati possono partecipare. Amen. Mentre il pastore spezza il pane, lo diamo insieme col numero 493. Oh, che giorno di vittoria, il Signore vien dal cielo, coi redenti di ogni tempo, i risorti suoi fedeli, e mutati in un momento, noi viventi ci unirem, con Gesù glorificati, tutti insieme salirem. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna. Od il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna. Gloria a Dio, egli torna per me. Cristo accolgono festanti i salvati dal Signor, peccatori resi santi dal potente divo amor, i guariti e ristorati d'ogni lingua, d'ogni età, rivestiti son di gloria, di giustizia e santità. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna. Od il suono della tromba, il suo volto mirerò.
ecco il Re che viene, Gesù ritorna, gloria a Dio, egli torna per me. Oh, miriadi di redenti, vedo già marciar lassù, poi dinanzi al tron prostati essi adorano Gesù. Quale festa su nel cielo, canta già il celeste cor, a colui che ci ha salvati sia la gloria sia l'onor. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna. Odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna. Gloria a Dio, egli torna per me. Fratelli, non manca nessuno ricevere il simbolo del corpo e del sangue di Cristo, nessun membro in comunione. La parola del Signore dice che nella notte in cui fu tradito il Signore, Gesù ha preso il pane, lo benedisse, lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Tutti noi prendiamo il pane, simbolo del corpo di Cristo. Alleluia. Parimente, dopo aver cenato, Gesù ha preso il calice, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevete. Questo è il nuovo patto che faccio con voi nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Tutti noi in memoria di Cristo. Alleluia. Padre, vogliamo dare gloria al tuo nome per la salvezza e il perdono dei nostri peccati. Continua con la tua Chiesa, con il tuo popolo, rinforzando la fede di ciascuno di noi. Che possiamo continuare avanti servendo te e la tua sposa come servitori tuoi, ma come la tua sposa che possiamo essere sempre rinforzati e con le lampade accese, con la riserva d'olio, aspettando lo sposo che verrà. Aiutaci in tutto, benedice ognuno, nel nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con noi oggi per sempre. Amen. Dio vi benedica. Fratelli, domenica prossima, l'11, noi ci incontreremo qua 1:30 prima. Il culto è alle 10:30, ma noi ci riuniremo alle 9 per un momento di preghiera e vorrei convocare tutta la Chiesa per un digiuno collettivo, vi ricordate, no? Quindi l'11 noi avremo il digiuno collettivo, bambini, tutti saremo in digiuno, fino alle 10. Alle 10 ci sarà un tè, Neuma con Nemesi si organizza per questo, va bene? Un tè con biscotto, cosa semplice, tè o un caffè con biscotto. E si mangia lì, 10:30 noi faremo il culto normale, va bene? Ma noi saremo in un digiuno collettivo fino alle 10. Cominceremo da casa e finiremo qua in preghiera dalle 9 alle 10, ok? L'11. E dal 12 al 16, che è dal lunedì a venerdì dell'altra settimana,
non ci sarà nessun lavoro qua. Noi avremo una campagna nazionale di preghiera. Tutte le sere alle 18:30 noi riceveremo il link sulla piattaforma dove la famiglia sarà lì seduta a tavola partecipando della preghiera. Un'ora di preghiera, quando sarà alle 19:30 si finisce e si scena già lì al tavolo, ok? Quindi una convocazione per tutta la Chiesa partecipare di una settimana di preghiera, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 18:30, ok? Nel sabato invece 17 abbiamo la evangelizzazione di pomeriggio alle 15 e nella domenica è il nostro culto missionario, 18. Il 18 è il nostro culto missionario, ok? Che Dio vi benedica. Ci organizziamo per pranzo.